Secondo te i tempi e i modi, a tuo parere, di approvazione della voluntary disclosure? Dico questo perché purtroppo è molto importante, ma ripeto, quali saranno i tempi e i modi, a tuo parere, di approvazione della voluntary disclosure? Dico questo perché è molto importante, assolutamente sì, anche per il bene, diciamo, del leasing, che le ingenti quantità di denaro che potrebbero eventualmente essere ufficializzate avrebbero, come dire, iniezioni nel sistema e quindi nelle aziende degli imprenditori. Ma la risposta sincera è: non ho la più pallida idea sui tempi, e invece mi sembra che sarebbe una buona cosa che venisse approvata rapidamente. Il punto è che bisogna chiedersi un po' chi saranno le persone incaricate di seguire la cosa all'interno del team economico di Renzi. Quindi la risposta che posso dare un po' più informata è che vedo che Renzi ha preso tanti consulenti che rispondono direttamente a lui, il che indebolisce Padoan. Quindi c'è qualche cosa di non tanto chiaro, secondo me, nel modo in cui si formano le decisioni. Forse avremo un chiarimento della situazione, credo, nei prossimi mesi, perché io immagino che Cottarelli venga sostituito. Credo che il candidato più naturale sarebbe appunto Roberto Perotti, quindi questo per quanto riguarda la spending review. Però credo anche che lui si stia occupando della legge di stabilità, quindi di fatto lui mi sembra la persona in questo momento che ha le maggiori probabilità di essere quello che dà un'influenza forte, un'impronta forte alla politica economica del governo, molto più che non il Ministero dell'Economia. Ecco, per come si è visto che fa Renzi, è molto personale, diciamo, cioè basa le decisioni su di sé più che non sulla sua capacità di costruirsi una squadra intorno, e quindi quelli che lavorano direttamente con lui sono quelli che poi in realtà sono veramente nella stanza dei bottoni. Arrivo fin qui perché dire di più francamente sarebbe non giusto. Grazie Francesco. Dottor Metelli. Sì, grazie. Fernando Metelli, Alba Leasing. Due domande veloci. La prima: a maggio del 2014 Pinco, per chi non se lo ricorda, l'asset manager, ha coniato un termine, the new neutral, che i trader chiamano lateralità, per indicare il prossimo trend secolare di bassissimi tassi di interesse e PIL reale intorno allo zero, a volte leggermente negativo, con poche possibilità di sviluppo. E se questo è lo scenario e le chiedo un'opinione, allora penso dover opportuno raccogliere ancora di più l'istanza di Gianluca De Candia di questa mattina: pochi volumi per il futuro, bassa redditività, quindi necessità di ulteriore forte specializzazione nel nostro settore. La seconda, questa nella visione europea. Mi sembra che la scelta della Francia di questi giorni abbia ricordato che il patto di stabilità del 97 è stato creato quando avevamo la certezza che l'inflazione sarebbe stata intorno al 2%, il PIL reale intorno all'1 e quello nominale al 3. Non è più così, non lo sarà nel prossimo futuro. Questa evidenza, e quindi le naturali conseguenze che se ne traggono, rafforzano quella prima visione? Grazie. Dunque, due domande diverse. Allora, la prima sull'implicazione di dello scenario di Pinco. Penso che sia vero e che sia quindi uno scenario molto reale per quanto riguarda il mondo del leasing. Dico una cosa anche se non so se fosse una sciocchezza, però il fatto di specializzarsi per bene, adesso mi insulterete, e se però sbagli bene e poi il mercato di quel bene lì non va bene, è un problemino, no? Cioè, quindi se per caso il mercato immobiliare continua ad andare malissimo, allora, però non lo so, immagino che questo sia una cosa che forse è secondaria, diciamo, rispetto all'esigenza di specializzarsi per bene, che vuol dire avere una specializzazione e aumentare l'efficienza nel gestire un'area rispetto a una situazione di maggiore despecializzazione. Sulla plausibilità dello scenario che chiamiamo con le 3D, cioè deflazione, disoccupazione e magari depressione, che è quello che rischiamo di avere di fronte, ma io lo ritengo al momento con una bassa probabilità, perché per il mondo nel suo complesso.
È vero che siamo ancora qua in mezzo agli effetti collaterali, se possiamo chiamare così, di una crisi bancaria e finanziaria che c'è stata dopo il 2007, 7 anni dopo siamo ancora qui a metterci le bende e i cerotti. Anche l'America, che al momento cresce, in realtà non ha messo completamente alle spalle quello che è successo, perché secondo molti il mercato azionario americano è dove è solo perché c'è la signora Yellen che sostanzialmente continua a garantire il fatto che le banche too big to fail non falliranno mai, e quindi quando viene il giorno di vendere un'azione di una banca, di una grande banca americana? Mai, perché tanto la sicurezza è che se vanno bene fanno profitti e quindi le voglio comprare le azioni, se vanno male vengono salvate e quindi comunque voglio comprarmi le loro azioni. Quindi un mondo di questo tipo, che è basato i salvataggi, elimina la disciplina del mercato, e quindi non è un vero capitalismo, si chiama capitalismo assistito. Insomma, allora forse andiamo in un mondo in cui avremo un capitalismo mondiale molto assistito, però lo si può fare più facilmente quando il debito pubblico è basso. Adesso tutti hanno il debito pubblico al 100%, cioè sono come l'Italia, no? Anche gli Stati Uniti, la Francia, cioè questi paesi. È vero che gli Stati Uniti hanno il dollaro, però insomma questo indubbiamente modifica lo scenario, cioè le politiche keynesiane che spesso vengono richiamate le poteva fare Keynes negli anni 30. Negli anni 2010 abbiamo un debito pubblico che era ai tempi di Keynes meno di un terzo di quello di adesso, quindi si poteva fare espandere spesa pubblica eccetera. E poi ci sono state anche le guerre mondiali dopo, che sono state naturalmente una sciagura ma anche una fonte di domanda per ricostruire i paesi, quindi questa è una cosa. L'altro punto è la Francia e il 3% di rapporto deficit-PIL. È già stato cambiato in realtà il regime di Maastricht e del rapporto basato sul 3%, e adesso abbiamo il fiscal compact, che vuol dire sostanzialmente che dobbiamo mirare allo 0%, al netto del ciclo, cioè quello che ammettono i tedeschi, che poi sono quelli che hanno voluto introdurre questo fiscal compact, è se negli anni di vacche magre si può fare più deficit, che vuol dire un po' più, cioè andare in rosso. Negli anni di vacche grasse bisogna ridare quel deficit che hai fatto e quel debito che hai fatto negli anni delle vacche magre. Secondo me, io sono un assertore dell'Europa, ma di un'Europa basata sull'euro, perché non credo che esista niente in Europa tranne l'euro e le istituzioni che sono intorno all'euro. Tutte le altre cose intorno nell'Europa sono un problema: l'allargamento, non si capisce quali sono i criteri, le istituzioni che vengono create, la politica dell'immigrazione. Ci sono un sacco di cose che sono disfunzionali, il Parlamento europeo, il governo come viene nominato, insomma un casino. L'unica cosa certa è avere una moneta, bisogna migliorare le istituzioni intorno a questa moneta. È molto gravoso per un paese come l'Italia, che fa fatica a starci dentro, però francamente non vedo un'alternativa a questo, cioè non credo che la scorciatoia di uscire ci porterebbe tra 10 anni in una situazione migliore rispetto a quella che abbiamo adesso. Quindi per poter rafforzare queste cose bisogna fare come gli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti d'America il Sud Dakota non può fare deficit, cioè ci sono i fondi per i cosiddetti rainy day funds, cioè i fondi per i giorni di pioggia, che vuol dire come il fiscal compact: quando ti va male un anno il PIL puoi fare deficit, ma solo quell'anno lì, l'anno dopo lo devi ridare indietro. Se accettiamo questo, a quel punto sarà possibile chiedere ai tedeschi di darci i soldi quando le cose vanno male o finanziare i piani infrastrutturali. Se non accettiamo il fiscal compact, che è come mettersi il tovagliolo a tavola quando ci si siede, cioè è una regola di buona creanza, che tu non è che fai deficit e gli altri invece ti devono finanziare a tutti i costi. Ecco, se non si accetta questo è difficile andare oltre con l'Europa e con l'euro, rifondare l'euro come si deve. Questo è... Ecco, un'ultima domanda di un minuto e una risposta di un minuto. Dottor Picciolini, dell'Associazione dei Consumatori. Diceva prima meno 2.300 redditi pro capite, risparmio mangiato tutto, però le ultime dati di Banca d'Italia, se non sbaglio, dicono che c'è una leggerissima ripresa dei depositi. Il rischio non è che l'accantonamento, che secondo me è accantonamento da paura, blocchi ancora i consumi, e legato a questo, veramente finisco subito, l'eventuale utilizzo del TFR, magari basato sulla volontarietà o sul mantenimento statistico di un reddito di sopravvivenza o qualcosa, potrebbe essere un modo? Beh, certo, diciamo, per rilanciare i consumi occorre dare i soldi in tasca alla gente in modo permanente.
mentre gli 80 euro sono stati percepiti come una cosa che chissà domani cosa succederà. Quindi il problema degli 80 euro dove sono finiti in risparmi, perché la gente dice oggi ce li ho, domani non so, ripago le bollette, la rata del mutuo in ritardo, ma non mi metto a comprare un nuovo trapano, diciamo, e questo quindi è quello che abbiamo visto. Il TFR, insomma, credo che possa essere una misura importante, basata sulla volontarietà, nella consapevolezza che non è che le pensioni che ci aspettano domani siano meravigliose. Quindi è chiaro che se uno anticipa oggi il consumo saranno meno consumi domani, insomma, a meno che non si entri in... Però il rischio è che non ci siano più consumi domani se non riusciamo a far ripartire l'economia oggi. Quindi soppesando le varie cose mi sembra che sia una buona idea quella del TFR in busta paga, insomma un po' più sotto il controllo nostro. Naturalmente passando per le banche, cioè nel senso di non lasciare le aziende, insomma, prive di liquidità, soprattutto le piccole. Ringraziamo il professor Daveri.